Si è fatto scattare una foto mentre dorme steso a terra accanto al letto della madre 94enne ricoverata a Castelfranco, pubblicandola poi su un gruppo Facebook dove ha denunciato come, per i familiari dei malati, altra maniera per fare assistenza assidua non ce ne sia, visto che letti o brandine non ne vengono messi a disposizione e le poltrone sono a suo dire inadeguate. Un quotidiano locale ha ripreso la notizia a piena pagina e ora l'ULSS 2, sentendosi gravemente danneggiata, intende procedere legalmente. Non si è trattato neanche di un disservizio, non si è trattato di un problema da parte del familiare, si è trattato di una sua libera scelta di stendere una coperta o un sacco a pelo sul pavimento, di sdraiarsi e di farsi fare una foto. L'ha pubblicata su Facebook e una testata giornalistica ha ritenuto di darne anche fotograficamente ampia risonanza. Io ho l'obbligo, il dovere di salvaguardare i nostri collaboratori dell'USL Castelfranco, dell'area medica, molto bravi, e ho l'obbligo di salvaguardare anche l'onore dell'azienda. L'azienda che lavora molto, dà tanti risultati per la gente ed è illogico che una situazione come questa, che sembra quasi pilotata, possa poi portare discredito all'azienda. Io provvederò a approfondire, come ho già fatto, una valutazione da un punto di vista dell'esistenza di fattispecie penale che ritengo sussistano e quindi, se ho il via libera da parte del direttore generale, come da suoi intendimenti iniziali, presenteremo una querela appunto per la tutela non soltanto dell'immagine dell'azienda ma soprattutto per l'immagine degli operatori che faticosamente e con molta abnegazione lavorano in maniera professionale all'interno di tutte le strutture della ULSS 2. Personale chiamato a ricostruire l'accaduto, che racconta di una notte lunga e tormentata per le due anziane ricoverate in quella stanza, col figlio della 94enne che si sarebbe a più riprese alterato, complicando il lavoro dei dipendenti. Sono molto rammaricati di come è stata esposta questa cosa, che per loro è stata solo una vicenda che gli ha complicato un'attività assistenziale che dovrebbe essere normalmente molto più lineare, senza dover avere i familiari come non di supporto, ecco, diciamo così. Un caso che non deve offuscare, secondo Benazzi, il reale livello di qualità del servizio sanitario offerto a Castelfranco e nelle strutture dell'ULSS 2. Garanzia ai cittadini che la sanità funziona, che i nostri operatori sono bravi e sono umani e soprattutto che sono propensi ad aiutare l'utente.